Qualche anno fa il ministro della semplificazione, Calderoli, si presentò una mattina con un lanciafiamme nel cortile del Ministero della Semplificazione, circondato da una montagna di scatoloni. Fece un grande falò. Erano le leggi che aveva deciso di semplificare. In quelle leggi semplificate, bruciandole, era finito per sbaglio il decreto regio che registrava i risultati del plebiscito con cui veniva annesso il Lombardo-Veneto al Regno d'Italia. Quindi da allora non si sa esattamente se il Lombardo-Veneto faccia ancora parte della Repubblica Italiana oppure se sia tornato agli Asburgo o alla Repubblica Serenissima di Venezia. Non si è mai capito perché lui l'ha bruciato il decreto di annessione, quindi il Lombardo-Veneto è lì in bilico.